benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Catania ha spento all'alba l'incendio che ha distrutto il teatro alle Ciminiere. La magistratura indaga per disastro colposo. Il comandante dei Vigili del Fuoco dice le fiamme innescate dall'esterno. Pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario. Centinaia di passeggeri bloccati alla stazione. A Palermo riprenderanno domani gli interrogatori dei 18 indagati nell'inchiesta sugli appalti truccati. Ieri le prime ammissioni, nuove reazioni politiche al vetriolo dopo il sit-in delle opposizioni. Per Cateno De Luca la regione è ormai in mano a lobby delinquenziali e regala un diserbante a Schifani per disinfettare. La vicenda dell'immobiliare italo-belga, concessionaria della spiaggia di Mondello, anche la Commissione nazionale antimafia vuole vederci chiaro. Ieri la Commissione regionale aveva suggerito di revocare l'affidamento alla società. È già Natale, non solo per gli addobbi in anticipo in vetrina, ma anche per il caro voli. Nei siti di prenotazione delle compagnie aeree i prezzi dei viaggi aerei da e per la Sicilia sono in molti casi già alle stelle. Il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina è in missione umanitaria in Camerun con 38 interventi in solo 8 giorni, 106 in questo 2025 hanno dato speranza a tanti piccoli pazienti. A Catania nasce un'associazione fondata da ragazzi emigranti per aiutare senza casa, rifugiati in difficoltà, famiglie che vivono in condizioni di fragilità. Si chiamerà New Life, una nuova vita, e in provincia di Agrigento debutterà sabato il partito dei giovani che rivendicano il diritto di rimanere in Sicilia. Musica, sorprendente ritorno in auge delle canzoni nel nostro dialetto. In un mondo sempre più globalizzato, l'accento siciliano aiuta a portare nuove emozioni. Calcio, il Catania si gode del primato in classifica e si concentra sulla sfida di sabato a Casarano, reduce da 4 sconfitte di fila. Toscano chiede ai suoi giocatori di tenere alta la concentrazione. Bentrovati. A Catania è stato spento all'alba, alle 6 del mattino, il rogo che ha distrutto l'edificio del teatro alle Ciminiere. La procura ha aperto un'inchiesta per incendio e disastro colposo, non doloso. Il comandante dei Vigili del Fuoco dice al nostro microfono che le fiamme sono state comunque innescate dall'esterno, probabilmente per un errore. Giusy Lazzara. La colonna di fumo squarcia il cielo all'imbrunire. Nel centro fieristico delle Ciminiere di Catania l'incendio divampa in pochi minuti e distrugge il piano superiore del teatro da 1200 posti. Di questo spazio, nato dall'estro dell'architetto Giacomo Leone, non esiste più niente. Oggi, dopo 12 ore di lavoro dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme, resta solo questo scheletro devastato dal fuoco. Nessun ferito, ma si vuole capire la dinamica e le cause. Il rogo si sarebbe sviluppato in una zona dove si lavorava sull'impalcatura per la manutenzione del tetto. È stato un incendio che è partito dall'esterno del teatro, quindi un cosiddetto incendio di facciata, che si è propagato lungo questo involucro ligneo che avvolgeva interamente il teatro e ha aggredito in maniera molto significativa la cupola che, essendo interamente in materiale legnoso, a un certo punto ovviamente non ha retto, non essendo cemento armato, ed è collassato. Salvo solo il primo piano dell'edificio in cemento armato. Quindi dovremo mettere sotto sequestro la zona interessata all'incendio e alla messa in sicurezza ovviamente delle strutture che ancora sono pericolanti. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per incendio e disastro colposi. Adesso l'area che si preparava ad accogliere incontri e iniziative natalizie dovrà essere messa in sicurezza e solo nei prossimi giorni si valuterà se riattivare anche i musei e tutte le zone fieristiche. Il sindaco di Catania Trantino, dopo un sopralluogo durante l'incendio, pensa già alla ricostruzione e in un post richiama la forza di reazione della città.
Brutto affare questo dell'incendio alle ciminiere, che ha avuto pesanti ripercussioni anche sul traffico ferroviario. Centinaia i passeggeri bloccati alla stazione. Il presidente del comitato dei pendolari Malaponti dice: ancora una volta Catania non sa rispondere alle emergenze. Tonino De Mana. Ancora una volta Catania nelle emergenze non risponde. Mentre i vigili del fuoco di Catania combattevano per domare l'incendio alle ciminiere, altre persone combattevano per tornare a casa, visto che, per motivi di sicurezza, considerata la vicinanza dei binari, è stato necessario fermare il traffico ferroviario da e per Catania. Non le manda a dire Giosuè Malaponti, presidente del comitato pendolari, uno dei tanti rimasti bloccati a causa del blocco forzato dei treni. Enormi disagi per i pendolari alla stazione centrale di Catania, nessuna informazione, nessun bus sostitutivo se non un servizio taxi messo a disposizione alle 23 da Trenitalia per dar modo ai molti pendolari per poter raggiungere le proprie abitazioni, tenuto conto gente che è uscita da casa alle 6 del mattino per fare il rientro dopo la mezzanotte. Serata da incubo per i pendolari di rientro ad Acireale, Giarre, Fiumefreddo e nei paesi dell'Interland ionico, ed è andata peggio ai passeggeri diretti nella capitale. Un calvario per i passeggeri dei 2 intercity notte Siracusa-Roma, bloccati per diverse ore alla stazione di Catania per ripartire dopo l'attivazione delle linee che si presume sia stata intorno alle 3. La situazione è tornata alla normalità solo alle prime luci del giorno. A Palermo riprenderanno domani gli interrogatori dei 18 indagati nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti truccati in Sicilia. Ieri le prime ammissioni. Manlio Viola. Una pausa per mettere insieme quanto raccolto negli 8 interrogatori di ieri e preparare gli interrogatori di domani. Pubblici ministeri e GIP oggi lavorano sulle carte, calando nel contesto dell'inchiesta le timide ammissioni che sarebbero state fatte dalla presidente della commissione di assegnazione della gara da 17 milioni dell'ASP di Siracusa, Giuseppa Di Mauro, che avrebbe confermato che il rinvio dell'aggiudicazione alla Dusmet era avvenuto su pressione dell'allora direttore generale dell'ASP Alessandro Maria Caltagirone, nominato ai vertici dell'azienda secondo l'accusa su indicazione di Saverio Romano, e che i punteggi delle ditte partecipanti erano stati modificati. Ferdinando Aiello, consulente che avrebbe mediato fra l'impresa e l'azienda sanitaria, ha invece respinto ogni accusa. Rinviato l'interrogatorio di Paolo Emilio Russo, altro componente della commissione di gara. Per tutti pende la richiesta di arresto su cui il GIP si pronuncerà nei prossimi giorni. Nella mattinata a comparire davanti al GIP di Palermo Carmen Salustro, ieri, oltre ad Aiello, era stato Vito Fazzino, manager dell'ASP di Siracusa, che ha invece portato carte e fornito spiegazioni che hanno convinto gli inquirenti, tanto da indurre la procura a ritirare la richiesta di misura cautelare nei suoi confronti. Domani toccherà ad Alessandro Maria Caltagirone, il manager dell'ASP di Siracusa sospesosi, rispondere alle domande dei PM e del GIP sulla gara Dusman. Poi si passerà al concorso per 15 stabilizzazioni all'ospedale Villa Sofia, partendo dall'ex manager dell'ospedale Roberto Colletti e continuando con Antonio Iacono, e infine dalla presunta tangente al consorzio di bonifica della Sicilia occidentale, con l'interrogatorio del direttore generale Giovanni Tomasino, nei confronti del quale intanto la Regione ha avviato un procedimento disciplinare. Solo dopodomani, venerdì 14 novembre, infine davanti al GIP compariranno Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace, Vito Raso e Saverio Romano. Il versante politico adesso, dal sit-in di ieri del Fronte Progressista al particolare regalo di oggi a Schifani del leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca. L'inchiesta su sanità e appalti continua insomma ad alimentare lo scontro politico. Marco Gullà. Il diserbante con quello che è lo strumento che è utilizzato in agricoltura e non solo per disinfettare, che comunemente viene detta pompa. Il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, si recherà a Palazzo d'Orlans, sede della presidenza della regione siciliana, per consegnare un pacco regalo al governatore Renato Schifani. All'interno c'è questa pompa irroratrice per il diserbante. Bisogna liberare il sistema da incrostazioni che ormai sono denominate lobbizzazione dei servizi pubblici essenziali. De Luca sottolinea le dimissioni di Schifani a che cosa servono, a chi sono utili, non servono. Schifani è stato eletto dai siciliani. E Schifani ha il dovere, il diritto e l'obbligo, mi permetto di dire, di governare ed amministrare questa terra, ma di farlo
con buon senso e soprattutto cambiando quelli che sono gli elementi strutturali e patologici di questa terra. Ieri invece il fronte progressista ha chiesto le dimissioni del governatore Schifani tramite un sit-in davanti Palazzo d'Orleans. Decuffarizziamo la Sicilia, lo striscione retto da PD, Movimento 5 Stelle controcorrente. Oggi vertice del centrodestra ma senza gli autonomisti di Raffaele Lombardo che annunciano di non partecipare al confronto. Una posizione defilata in attesa di schiarite ufficiali. La vicenda dell'immobiliare italo-belga concessionaria della spiaggia di Mondello sarà oggetto dell'indagine della Commissione Antimafia Nazionale. Ieri quella regionale aveva suggerito di revocare l'affidamento alla società. Manlio Viola. Revocare la concessione della spiaggia di Mondello all'immobiliare italo-belga è la conclusione alla quale sarebbe arrivata la Commissione Antimafia della Regione Siciliana, una sorta di suggerimento legato al fatto che l'azienda che ha in concessione la spiaggia da 80 anni si avvalga di una immobiliare terza per i servizi di montaggio e smontaggio e in questa azienda ci sarebbero sospetti di infiltrazione. Non si tratta di un provvedimento perché l'antimafia regionale non ha poteri in questo senso, bisognerà capire cosa pensa di fare la Regione e intanto la vicenda sbarca alla Commissione Nazionale Antimafia, che invece ha poteri di inchiesta. A Roma sarà ascoltato il deputato Ismaele Lavardera che ha lanciato la crociata contro la italo-belga, ma sarà ascoltata anche la società e verranno acquisite le relazioni prefettizie. Intanto Lavardera compare anche accanto a Carlo Calenda, il leader di Azione, che insiste sulla sua richiesta di commissariare la Sicilia, soprattutto per la sanità che definisce fuori controllo. Una cosa certamente non fattibile dal punto di vista costituzionale, ma per la quale procede una raccolta di firme. Torniamo a Palermo, ha chiamato i carabinieri dicendo di aver accoltellato l'ex compagna e di volerle dare fuoco. L'allarme a Ficarazzi e in un casolare abbandonato i militari hanno trovato una donna effettivamente terrorizzata e un uomo che urlava e minacciava la vittima anche davanti a loro. È stato subito arrestato. La donna ha raccontato ai carabinieri di essere stata afferrata per la gola e minacciata con un coltello. Manca un mese e mezzo al Natale e nei siti di prenotazione delle compagnie aeree i prezzi dei voli da e per la Sicilia sono già schizzati in diversi casi alle stelle. Ritorna intanto il bonus con lo sconto del 25% della regione, ma solo per i residenti in Sicilia. Desiree Ferrito. Inseriamo l'aeroporto di partenza, Milano, per Palermo, partenza lunedì 22 dicembre, ritorno il 27. 444 euro da Milano Linate a Catania e viceversa. Si avvicina il Natale e il caro voli si ripresenta puntuale come gli addobbi natalizi. Stessi giorni della settimana, date ipotetiche di febbraio. Ecco che i prezzi scendono più del 50%. Dalle low cost a ITA è un rincorrersi di aumenti. Aggiungendo il bagaglio il prezzo lievita di altre 100 euro. Meno caro viaggiare dalla capitale per merito della maggiore disponibilità dei voli di diverse compagnie aeree. Con Ryanair si spendono da 150 a 250 euro a persona andata e ritorno, una cifra simile a quella di Aero Italia che con ITA Airways applica automaticamente lo sconto del 25% della regione siciliana, ma solo per chi, anche se fuori sede, è ancora residente in Sicilia. L'elenco dei voli dai costi proibitivi è già lunghissimo, da 700 euro per arrivare a Palermo da Londra, per poi ripartire la prima settimana di gennaio con ITA, a circa 400 euro da Bologna verso Palermo e Catania con Ryanair. Un problema che non risolve certo il treno Sicilia Express, poco più di 500 i posti disponibili, finanziato dalla regione che quest'anno puntualizza l'assessore ai trasporti Aricò costerà quanto lo scorso anno. Si è conclusa la missione Cuori Ribelli del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, che ha visto l'equipe impegnata in Camerun, 38 interventi in 8 giorni, 106 in questo 2025, per dare speranza a tanti piccoli pazienti. Francesco Triolo. Si è conclusa la quarta e ultima missione in Camerun del team del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo di Taormina, diretta a Sasha Gati, impegnata nel progetto Cuori Ribelli. In 8 giorni di attività al General Hospital di Yaoundé sono stati operati 38 bambini affetti da gravi cardiopatie congenite, portando a 106
il numero complessivo di interventi eseguiti nel 2025. Noi abbiamo cercato di dare in questo anno il massimo che riuscivamo per loro, per mettere nelle condizioni migliori per affrontare, per continuare questa attività che è molto difficile, molto complessa e che ha bisogno continuamente di essere supportata. Per noi sicuramente è stato un grande impegno, non una grande fatica, ma sicuramente il risultato ti soddisfa e ti dà la grande voglia di continuare e di portare avanti un progetto al quale siamo fortemente legati. Il progetto finanziato dalla Onlus Una Voce per Padre Pio con il supporto dell'ASP di Messina ha consentito all'equipe del CCPM di Taormina di lavorare fianco a fianco con i colleghi camerunensi. Il giorno in cui è stato eseguito l'intervento numero 100, l'equipe ha ricevuto anche la visita della nuova ambasciatrice d'Italia in Camerun, Natalia Sanginiti, che ha potuto constatare di persona il clima di collaborazione umanitaria all'interno del reparto. Durante la missione sono state trattate diverse patologie cardiache congenite, dalle più comuni fino ai casi più complessi, bambini che in precedenza non avevano possibilità di cura. La missione di Yaoundé si conclude, ma il team del centro di cardiochirurgia pediatrica continuerà a portare speranza. A dicembre sarà per la prima volta in Benin, dove il diritto alla salute è ancora un privilegio. Davvero straordinari quelli del centro cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Intanto a Catania nasce New Life, una nuova vita. È un'associazione fondata da giovani migranti catanesi per restituire dignità e costruire percorsi di inclusione. La presentazione ufficiale sarà venerdì 14 nella sede di Vietnea e con un'anticipazione con Gerry Italia. Hanno attraversato il mare, le notti dei deserti, gli sguardi sospettosi, la solitudine nei centri di accoglienza. Oggi quei ragazzi hanno deciso di restare e di fare qualcosa di più grande. Baba, Momo, Ismael e molti altri giovani provenienti dall'Africa, insieme a professionisti e studenti catanesi, hanno dato vita a New Life, una nuova associazione di volontariato che nasce per chi non ha più voce, persone senza dimora, migranti in difficoltà, famiglie che vivono condizioni di fragilità. New Life sarà presentata ufficialmente venerdì 14 nella sede di Vietnea e apre le porte a chiunque voglia partecipare. Tutto questo iniziativa anche dovuto per un'esperienza vissuta, per il quale si permette comunque di restituire ciò che comunque abbiamo ricevuto, perché noi abbiamo ricevuto anche una buona integrazione. Avendo ricevuto questa cosa vogliamo restituirla. L'associazione offrirà uno sportello di ascolto, una unità di strada con distribuzione di cibo e coperte, accompagnamento ai servizi sanitari, sostegno burocratico e inserimenti in comunità. Non solo, promuoverà tornei di calcio, pranzi sociali, eventi culturali per creare legami veri, superare paure e costruire fiducia. Ho vissuto un po' di queste cose, quindi so cosa si prova vivere fuori. New Life vuole anche sostenere chi perde una persona cara lontano da casa, aiutando le famiglie a rimpatriare le salme con rispetto, e lavorerà in rete con enti, scuole e istituzioni. Sappiamo come è dura dormire fuori, passare in posto dove non hai nessuno, non hai aiuto e perdi la speranza e non sai come vivere. Quindi noi vogliamo dare aiuto alle persone che hanno perso la speranza, che hanno perso il mondo, hanno perso la ragione di vivere. Ogni gesto è un passo verso una nuova vita, dicono, non solo per chi riceve, ma anche per chi sceglie di esserci. Debutto di New Life a Catania venerdì 14 in Vietnea. E parte pure il partito dei giovani siciliani che non vogliono emigrare. 45 associazioni danno vita a un movimento di talenti che vuole scommettere sulla nostra regione. Lorena Dolci. Sono quelli che non vogliono emigrare, quelli che scelgono la Sicilia, il primo tentativo di arginare la fuga dei cervelli. Mentre il report Migrantes fotografa il continuo spopolamento dell'isola, con 56.000 laureati che hanno fatto le valigie, loro rivendicano il diritto di restare. Siamo nel 2025 in cui persino i deserti diventano dei posti in cui le persone vanno ad abitare semplicemente mettendo milioni di dollari per poterlo permettere. Marte è un pianeta che in qualche modo viene considerato abitabile o comunque per cui si costruisce per poterlo rendere abitabile. Non si capisce per quale motivo la regione Sicilia debba invece vivere di questa maledizione per essere considerata una terra maledetta e l'unico posto al mondo in cui non c'è possibilità di vivere, rimanere e abitare.
Dopo 10 anni e una laurea in ingegneria presa al nord, Carmelo ha deciso di tornare a casa a Campobello di Licata. Come lui, tanti che aderiranno al movimento Il Diritto di Restare, che mette assieme 45 organizzazioni siciliane già attive tra Palermo, Catania e Trapani. Sono per lo più trentenni, giovani professionisti, studenti o giovani talenti decisi a scommettere sulla Sicilia. Fidarsi, unirsi, darci una mano e credere insieme che se questa è la casa che in qualche modo vogliamo chiamare casa, quindi se questa è la terra che vogliamo chiamare casa, allora possiamo costruirla insieme e farlo insieme. Sabato prossimo a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, la manifestazione che segnerà la nascita del Partito dei Ragazzi che non vogliono emigrare. Bellissima iniziativa. Cinema e impegno civile si incontrano ad Agrigento al Concordia. È la 47esima edizione dell'Efebo d'Oro Film Festival, che quest'anno guarda ai conflitti del presente e al potere del cinema come strumento di verità e memoria. Davide Sardo. Al Cinema Concordia di Agrigento si è alzato il sipario sulla 47esima edizione dell'Efebo d'Oro Film Festival, inaugurata dal Focus Film Palestine, che richiama con forza l'attenzione sul dramma di Gaza e sul potere del cinema di raccontare l'umanità dietro il conflitto. Protagonisti i registi Stefano Savona e Sefide Farsi. Il primo con Piombo Fuso, documentario girato nella striscia di Gaza. La seconda in collegamento da New York con Metti la tua anima nella tua mano e cammina, dedicato alla fotoreporter Fatima Assona, uccisa in un raid israeliano. In dialogo con loro la scrittrice Evelina Sant'Angelo per un confronto intenso su cinema, verità e memoria. In occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, l'Efebo proseguirà al Concordia fino al 15 novembre e poi a Palermo dal 26 al 30 novembre. Oggi le lingue dialettali non chiedono più spazio o riscatto, ma se lo prendono con forza, anche grazie alla musica. Ed ecco che in un mondo sempre più globalizzato, l'accento siciliano aiuta a portare nuove emozioni. Il poeta siciliano Ignazio Buttitta temeva la morte del dialetto. Gli artisti, invece, lo hanno mantenuto vivo per ampliare le potenzialità espressive dell'italiano standard. Lo scriveva già il linguista Roberto Sottile, analizzando oltre 250 testi musicali, da Franco Battiato a Carmen Consoli, che, fatalità, oggi ritorna dopo tanti anni con un nuovo album interamente in siciliano. Rosalia, una delle voci più innovative e influenti del pop mondiale, nel suo nuovo album inserisce un brano in dialetto siciliano, Focuranni, omaggio diretto a Santa Rosalia. E poi c'è Idda Valeria Romeo, giovanissima cantante catanese che riscopre gli antichi canti dei mestieri siciliani. Tutto questo. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio il Catania, primo in classifica, che pensa alla sfida di sabato a Catarano. State con noi, vi aspetto. Il Catania si gode il primato in classifica e si concentra sulla sfida di sabato contro il Catarano. Pugliesi reduci da 4 sconfitte di fila, ma Toscano non vuole cali di concentrazione. Torino De Mana. Guarda tutti dall'alto verso il basso ed ora non può più nascondersi. Per la promozione diretta in Serie B il Catania c'è. A fronte di scongiuri più o meno legittimi, la squadra di Mimmo Toscano punta al bersaglio grosso, spinta da un pubblico che dopo le delusioni degli ultimi anni è autorizzato a sognare. Dopo 13 giornate comanda il Catania, che adesso è chiamato a confermarsi a partire dalla sfida di sabato, calcio d'inizio alle 14:30 sul campo del Casarano. Trasferta delicata sì, ma non impossibile, al cospetto di un avversario che sembra aver tirato il freno a mano con 4 sconfitte nelle ultime 4 partite che hanno smorzato l'entusiasmo iniziale. Ad aggravare la situazione i numeri della difesa, con 13 reti al passivo negli ultimi 4 incontri. Catania, che deve quindi approfittare dello stato di appannamento dei pugliesi, e per farlo ha un solo risultato: vincere. La partita casalinga contro l'Altamura ha confermato i progressi di una squadra che sembra aver blindato la difesa, soprattutto al Massimino, dove ancora non ha subito reti. Una crescita di gruppo che coinvolge tutti i reparti
perché se la difesa non prende gol il merito è anche del prezioso lavoro dei centrocampisti. Seduta mattutina per i rossoazzurri, assenti Lungo De Genti, Aloi, Martic e Chilafi, quest'ultimo operato a Roma dal professore Mariani per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ancora out per squalifica Gherardi. Noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.